Okay, so good morning, everybody, and welcome to this conference on Europeans' different values and the common goal on climate and environment. This is an initiative which comes from an open letter written by four European societies to the European political families. I am Antonello Pasini. I'm a climate scientist at the National Research Council in Rome. I'm the coordinator of the scientific committee La Scienza al Voto, Science on the Ballot. And together with the Deutsche Climate Consortium and European Climate Research Alliance and Italian Society for Climate Sciences, we have organized this conference in order to put together scientists and politicians, policymakers, to discuss about how the fight to climate change enter in each political vision of the future of Europe, because, okay, we are in this context. So we will have some institutional welcoming, then we have a scientific session with three leading scientists, which talks us about the news on climate change and biodiversity and economical impacts of climate change. And then I have the role to link the gap between scientists and politicians with a little talk about to achieve a closer dialogue between climate science and politics. And then we have the political session with the 7 representatives of the European political families. And then finally, we will present a pre-election agreement to be seen in Rome on 5 June. We will see also the text of this agreement. But first of all, I give the floor to Carlo Barbante for a welcome address. Thank you, Antonello. I'm Carlo Barbante. I'm, actually professor at the University of Venice and formerly director of the Institute of Polar Sciences. And incidentally, I'm also the secretary of the science class of the Istituto Veneto di Scienze Lettere e Arti. So I welcome you at the Institute in the name of the president, Andrea Rinaldo, who is actually wasn't available here today. And I'm also a climate scientist and part of this alliance and Scienza al Voto that we share with Pietro and Antonello and many others around the room and in Italy on this adventure. A few words about Istituto Veneto, which was founded by Napoleon in early 19th century. You can find downstairs the only picture of Napoleon, the only painting of Napoleon left in Venice is, as you can imagine, was not that popular at that time. But then as I said, in early 19th century, and then in 1838, I think it was relaunched and formally established by Emperor Frederick I of Austria. Of course, Venice is threatened by climate change. As you can imagine, it's the city that is probably in the imaginary of everybody is one of the most vulnerable cities in the world. Imagine the sea level rise. Imagine extreme events, how they can affect the city of Venice. Yesterday night, we had just an example of the a sea level rise and high tide events. Fortunately, not that extreme, but it's one of the major things that Istituto Veneto is also thinking about. We work on that since I would say hundreds of years, because is one of the primary goal of Istituto Veneto is also to work with the city, to think about the future. And if we think about the future, we have to think forward and literally to have new ideas for the future. It took about 50 years to the MOSE, to the barrier system, to enter in place from 1972 to 2022. We don't have 50 years in front of us to think to the future of Venice. So we have to think right now. And on that, Istituto Veneto is literally on the front row. And so we really look forward to what politics can do for a city like Venice and for our planet, because I think we have clear in mind. We know how climate works. We have the solution in hands. We have the finance. We have the law. I think we have to put them in place. So a big burden to the politics for that, and we are expecting. So
again, thanks for choosing Venice for these days. I think is also very symbolic, and thanks to all the staff of Istituto Veneto for setting it up and to having it organized so well as usual. So thank you again to everybody for that, and welcome in Venice. I hope it will be a very fruitful day for all of us. Thank you, Carlo. And now this is a mixture of interview or speech in presence and online. And we have now the message, the welcoming message of the Gilberto Pichetto Fratin, the Italian Minister for Environment and Energy Security. Please, Pietro Reggiani is the communication manager of La Scienza al Voto and is the Deus ex machina of this Congress. So please send the message of the Minister. Buongiorno, non volevo far mancare il mio contributo alla vostra iniziativa. Il tema che ponete al centro dei vostri lavori è uno dei più importanti per l'Europa. L'impegno contro i mutamenti del clima è qualificante per tutta l'Unione Europea e l'Unione Europea vuole essere all'avanguardia. Per questo, con il voto alle porte, è importante un confronto su tutte le strategie di ordine climatico. In Italia affrontiamo convinti l'emergenza climatica e lo facciamo forti di quelli che sono i nostri valori. Lo scopo che cerchiamo tutti è migliorare la qualità della vita degli italiani, migliorare la qualità della vita degli europei. Le strategie per raggiungere questo obiettivo sono tante, sono diverse. Non c'è un'unica ricetta valida per tutti. Per essere chiari, la volontà e l'impegno a tutela del clima sono solidi, il tema sono invece gli strumenti. Come ministro italiano ho affrontato questo argomento molte volte sui tavoli europei. Solo per citare l'ultimo caso, in ordine cronologico, l'Italia ha votato no sulle case green. È un chiaro esempio del nostro approccio. Non abbiamo nulla contro l'efficienza, anzi fermo il nostro obiettivo di decarbonizzazione e non faremo nemmeno un passo indietro sulla strada della decarbonizzazione. Non abbiamo però potuto accettare la sottovalutazione delle caratteristiche italiane, caratteristiche del territorio italiano. Il testo è migliorato molto, ma dobbiamo essere realisti. Per noi sono obiettivi molto, molto difficili da raggiungere. Questo vuol dire che l'Italia si tira indietro? No. Cercheremo di stare dentro a tutti questi obiettivi. Servirà tempo, serviranno fondi, l'impegno non manca, ma i target dal 2030 al 2033 purtroppo sono poco realistici. Ci metteremo al lavoro sul piano nazionale di ristrutturazione edilizia previsto dalla direttiva e ci metteremo a testa bassa, ma lo faremo guardando agli obiettivi finali, agli obiettivi europei, al 2050 alla neutralità carbonica. Stiamo già pensando agli strumenti per poter intervenire, per poter aiutare gli italiani ad efficientare le proprie case. Il punto infatti, come spesso abbiamo avuto modo nei colloqui anche a Bruxelles, è che il nostro patrimonio edilizio è un patrimonio edilizio molto particolare. Nessuno Stato membro dell'Unione Europea ha un tessuto urbano così composto di piccoli borghi ed edifici antichi. In Italia c'è una forte percentuale di proprietari di casa, oltre l'80% degli italiani. Pochi in Unione Europea sono come noi. Ecco perché le misure rischiano di essere molto costose e ricadendo sul bilancio delle famiglie in gran parte. Il tema di oggi è importante, costruendo un dialogo tra le varie appartenenze politiche dell'Unione Europea. Si può trovare il punto di equilibrio, da qui nasce quindi la composizione di obiettivi, la discussione sugli strumenti, si possono costruire quindi le modalità che devono essere condivise. Noi vogliamo un'unione energetica europea che ci porti verso un futuro che dia certezza delle zero emissioni. Crediamo in un'unione in cui ogni Stato decide il proprio mix energetico specifico, ma tutto in un unico fine comune. Crediamo che un approccio tecnologico aperto e neutrale sia
la possibilità, il motore per l'innovazione. Non abbiamo bisogno di un'Europa che proibisce e impone, ma di un'Europa innovativa che aiuta, che agevola, che spinge, un'Europa che ponga i bisogni dei cittadini al centro del futuro per gli approvvigionamenti energetici. Con questo spirito a guidarci il nuovo Parlamento e la nuova Commissione europea si arricchiranno. Puntiamo al futuro dell'Europa insieme, tutti insieme, naturalmente per il benessere di tutti. Questo è il nostro obiettivo. Grazie, buon lavoro.